Artifici e raggiri nella relazione con i clienti, indotti ad acquistare azioni con la garanzia di investimenti senza rischi, con il risultato però che più di qualcuna delle vittime, ben 2200, ha perso tutto ciò che aveva. È quanto si legge nelle carte dell'inchiesta sul filone della vendita a prezzi gonfiati di azioni Veneto Banca, che vedono indagati l'ex amministratore generale e direttore della Popolare Vincenzo Consoli e altri 6 dirigenti. Mosè Faggiani, con direttore generale, Stefano Bertolo, capo direzione centrale amministrazione, Cataldo Piccarretta, direttore area Mercato Italia, Massimo Lembo, responsabile direzione centrale compliance e Renato Merlo, responsabile pianificazione e controllo. Associazione per delinquere e truffa, le contestazioni a vario titolo, reati che per la procura di Treviso, che ha inviato agli indagati l'avviso di chiusura indagini, sarebbero stati commessi tra il 2012 e il 2015 ai danni dei risparmiatori, indotti a investire in prodotti rischiosi perché spesso non in grado, per età e competenze, di valutare a cosa potevano andare incontro. Spesso pensionati che tutto volevano tranne mettere a repentaglio i propri risparmi, o correntisti che per ottenere il mutuo dovevano passare per l'acquisto di azioni. Non comportamenti individuali di questo o quell'impiegato, ma un'induzione in errore del personale dettata dall'alto, dai vertici che mentivano sul valore dei titoli. Un'associazione per delinquere che avrebbe raggirato consiglio di amministrazione e assemblea dei soci, di cui viene ritenuto promotore e capo proprio l'ex AD Consoli. Oltre 2200 dunque gli episodi contestati, per un danno complessivo di oltre 107 milioni di euro, perché il reale stato di salute della banca era tenuto nascosto fino al crack. Il danno definitivo con la messa in liquidazione dell'istituto nel giugno del 2017, e questo sposta in là i termini di un'eventuale prescrizione.